della comare. Si è volato sulla testa. Si è volato sulla testa. Sulla testa. L'uselin voleva far festa. E un po' più in giù voleva volare l'uselin della comare. Un po' più in giù voleva volare l'uselin della comare. L'uselin della comare. Vola ancora. Volato. È volato sulle spalle. L'uselin batteva le alle. E un po' più in giù voleva volare l'uselin della comare. Un po' più in giù voleva volare l'uselin della comare. L'uselin della comare. Non sapeva dove volare. E doveva volare per forza in qualche posto. Dove l'ha volato? È volato sulle tette. L'uselin batte alle alette. E un po' più in giù voleva volare l'uselin della comare. Un po' più in giù voleva volare l'uselin della comare. L'uselin della comare. L'uselin della comare. S'era stancato di volare. Volava sempre, voleva volare. E dove può essere volato? Ma se non gli andava di volare, perché doveva volare? Abbiamo detto prima che un po' più in giù voleva volare. Ma forse era un tempo di pioggia, non gli andava di volare, si era fermato sulle spalle, poi sulle tette era rimasto lì. Possibile che un uccellino che arriva sulle tette non gli diventi un'altra cosa? Ma non è possibile questa cosa? E allora se deve volare per forza, diciamo che è volato sui genoci. Ma l'uccellino che mi vola sulle tette e sui genoci non si accorge di niente. E può darsi che si sia anche accorto, ma così distratto dal volo si è fermato sul ginocchio prima, sul ginocchio dopo. Ma possibile che abbia incontrato qualcosa del condominio? Qualche inquilino del condominio? Lui si è voluto fermare per forza sui ginocchi. E l'uselin batte agli occhi. E un po' più in su voleva volare l'uselin della comare. Un po' più in su voleva volare l'uselin della comare. L'uselin della comare. Arrivederci. No, un po' più su doveva volare, un po' più in su. È volato in una cella. Si sarebbe tanto bella, ma non è proprio quella. È volato un po' più su che di ginocchi. Comunque è rimasto nella zona. E che sia la volta buona.